Vicenza Calcio, 10 giorni alla verità, intanto la città guarda Mr. Diesel come l'uomo, l'imprenditore veneto che potrebbe salvare il Lane. Renzo Rosso, che comunque è un uomo che ha abbastanza una storia importante, di conseguenza la Diesel si sa che è una cosa importante, sarebbe una cosa non da poco, secondo me. Bene. Certamente benissimo, non bene. Alla fine è un imprenditore serio, sembra dimostrato serio con le aziende. Credo che possa costruire un buon progetto per Vicenza Calcio. Che ci sia uno delle nostre parti che riesca a gestire, come ha gestito l'azienda, chiaramente un nome così importante, anche nella squadra di calcio, insomma, piuttosto che venderla a paesi o enti o società straniere. Ben venga Renzo Rosso. Certo. Il termine ultimo fissato dal Tribunale è il 28 maggio a play-out conclusi. In un colpo solo si saprà nel fine settimana, sabato, il destino dei biancorossi sul campo, rimanere in Serie C o finire in Serie D, e lunedì chi potrebbe essere il nuovo patron della società. Renzo Rosso infatti non potrebbe essere l'unico della partita. La cordata italo-francese sembrerebbe ancora intenzionata ad investire, come peraltro la cordata veneta rappresentata da Gerardo Meridio. Quest'ultima è in fase di definizione proprio del progetto sportivo a seconda di quello che sarà il risultato del campo. Sta predisponendo la documentazione necessaria ed è previsto un passaggio anche col curatore fallimentare De Bortoli per alcuni aspetti procedurali. Dunque l'entrata in scena di Mr. Diesel, potremmo dire, ha dato uno scossone alle operazioni di acquisto dell'Ane, arenate su 2 aste andate deserte ed una terza programmata, arrivando direttamente le proposte di acquisto che dovranno concretizzarsi ad inizio settimana prossima. Intanto a Vicenza il nome di Rosso è sulla bocca di tutti. Sì, ben venga, certo, non ho nulla da eccepire a questo proposito e ripeto, la massima stima di Rosso. Sono felice perché comunque sarà un buon, sicuramente una buona situazione per quanto riguarda la situazione del Vicenza Calcio.